Resta la minigonna, un punto di riferimento preciso oggi, se parliamo di moda, ma anche qualcosa di più di un riferimento, un archetipo indiscutibile di una linea, di un gusto, di un bisogno forse. Che poi convivano con la minigonna il largo, lo stretto e persino il lungo, il maxi. Questo è un discorso che investe un aspetto del costume contemporaneo e della società consumistica, dove imposizione velata e piacere individuale, spinta dall'alto o dal basso, sono momenti che si intrecciano e si mescolano fra loro, trovando spesso anche un punto di convergenza. Insomma, un oggetto prodotto industrialmente e quindi destinato al consumo finisce col piacerci, ci sembra necessario. Esiste oggi una non ben definita ribellione al genere habillé. La donna quando si veste tende piuttosto a spogliarsi. È una tendenza soprattutto di élite per ora, che lascia timorose molte, ma trova nello stesso tempo un terreno non sfavorevole ad assorbire il suggerimento. Uno strato medio di donne che avverte un bisogno innato di emulazione, di desiderio, di adesione, spronato inoltre da una stampa suggestivamente martellante e apologetica. Se il nude look nasce nei santuari d'alta moda, è vero anche che l'alta moda non crea più secondo un canone astratto di eleganza, ma secondo un ideale pratico suggerito dai nuovi tempi, da nuovi gusti. Sarà l'industria a stabilire, attraverso le sue infinite mediazioni, un'osmosi vertice base. Perciò può avverarsi domani la previsione di un nude look dei poveri. La boutique, altro momento di mediazione, a un livello già diverso, dove affinano il loro talento molti grandi sarti che ritoccano e semplificano, rendendo più accessibile il modello destinato alla miliardaria. Inventerà la donna le composizioni, giocherà con gli accessori per animare un vestito che, se non è fatto in serie, è concepito certamente per masse sempre più vaste. L'alto artigianato di boutique a volte sopperisce direttamente a questo bisogno insopprimibile del tocco personale, dell'unico, del firmato. Fissato il mito, il valore assoluto ma irraggiungibile della haute couture, successivamente viene plasmato il modello accessibile ad una media. Si produce la serie di consumo per tutti. Si fanno miracoli nella varietà dei tessuti, delle trame, dei colori. Quindi anche il prodotto di serie ha un suo livello dignitoso. E qualche volta si cerca la grossa firma dietro l'abitino comprato invece nei grandi magazzini. Dunque c'è una gran quantità di roba da smaltire, da utilizzare in modo che vada bene a lei e a lui. E c'è una richiesta che esprime un orientamento individuabile. Il momento di rottura, la provocazione giovanile, l'influenza di fattori collaterali alla moda vengono colti, studiati, razionalizzati.
Non solo i giovani devono vestire giovane, ma tutti possono sentirsi giovani con una linea appropriata. Si è partiti da idee shock. Negli anni passati si è percorso il cammino che doveva demistificare il vecchio codice dell'abbigliamento. Infranti gli idoli e i cliché, rifiutato il perbenismo e persino il bon ton, accorciati gli orli e accettato il nudo. Il punto d'arrivo rappresenta anche un punto d'equilibrio. Madre e figlia, forse nonno e nipote, si servono felicemente allo stesso negozio. Per l'uomo questo capovolgimento appare più vistoso. Se la donna indossa pantaloni, camicie maschili, lui, l'uomo, inventa i colori per sé, il blu laguna, il verde lago, lo champagne rosé, e inventa le fogge. Il vestito non è più un indumento ufficiale, raffinato e dignitoso. Diventa una bandiera, una sorta di scelta ideologica. L'uomo, vergognoso e umiliato, che confida al suo sarto i segreti di una spalla misera, di un addome prominente, si è lasciato travolgere dall'esempio dei figli, dallo stimolo competitivo, dalla persuasione occulta della pubblicità e del cinema. Il cappello che ieri denotava invecchiamento, calvizie, oggi diventa simbolo di virilità, di spavalderia. Ricorrere a motivazioni psicoanalitiche, individuali e collettive, in certi casi non è del tutto fuori luogo. Complementari al gusto per la mascherata, all'ansia di mimesi, di originalità, di personalità, il trucco e la pettinatura che contribuiranno alla generale grinta. Insieme al vestito, anche la capigliatura prêt-à-porter, la parrucca, il toupet. Non si accettano più prototipi ben definiti. Shirley Temple, Lauren Bacall o la non mai abbastanza lodata Brigitte non fanno più testo. Eppure mai come in questo periodo si è sentito parlare tanto di out e di in, di cose messe fuori gioco non si sa bene perché e di cose da seguire e imitare con frenesia. Massificata, condizionata dall'industria in misura diversa che nel passato, protesa ad infrangere nuovi tabù,
In definitiva, la moda ripete ancora il suo breve ciclo di corsi e ricorsi storici. Alla vigilia dell'armistizio, la crocerossina di Hemingway, uscita dal macello del 14-18 con una patente di spregiudicatezza e di eroismo, si ribella alla sua condizione ancillare e si agguerrisce a capovolgere il suo atteggiamento. Taglia i capelli, accorcia la gonna, liquida seno, fianchi e vita. Nell'epoca dei velivoli e delle torpedo, anche la donna deve poter saltare, muoversi agilmente, competere. Rifiuta insomma i caratteri più vistosi del sesso, compendiati nella silhouette a forma di cigno. Crolla uno dei pilastri della femminilità patriarcale, l'occultamento vittoriano delle gambe. Una ideologia in cui si mescola futurismo e surrealismo punta contemporaneamente sulla prepotenza, sulla precedenza, forse sul mito stesso della gioventù. Un fenomeno per certi versi analogo a quello contemporaneo, dopo la restaurazione borghese e il riassorbimento delle avanguardie operato dagli anni 30 in poi. Le arrabbiate di Mary Quant e di Paco Rabanne hanno passato in rassegna confusamente, con maggiore o minore accanimento, gli anni 10, gli anni 30, gli anni 20, il Charleston e le canzoni da Tabarin. Hanno delirato per il Liberty e per le Art Déco, in una curiosa abolizione del tempo cronologico. Ora più, ora meno, tutti questi stili e questi vezzi continuano e coesistono. Corrono tempi di rapido consumo, di ricerca, ma anche di rimanenze da smaltire. E stranamente, la moda che sopraggiunge non riesce a cancellare le precedenti.